Per parlarvi di biodiversità, amici, siamo venuti in provincia di Rovigo. Ci troviamo precisamente a Lusia. Questa è una terra particolarmente evocata all'orticoltura. Da questo territorio arriva ad esempio l'insalata di Lusia IGP, l'unica lattuga in Europa ad aver ottenuto questo riconoscimento. Siamo ospiti adesso di questo signore che ho alla mia destra, cui diamo il benvenuto, Luca Stefano Callegaro, che è il proprietario della prima azienda, pensate, certificata Biodiversity Friendly. Allora, prima di darle la parola presento anche gli ospiti che ho qui al mio fianco e diamo il benvenuto a Nicola Tormen della World Biodiversity Association e benvenuto anche a Francesco Arrigoni, direttore di Opo Veneto, dell'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. Signor Callegaro, come mai lei ha deciso di coltivare in questo modo il suo terreno, la sua azienda? Sì, io quando ho ereditato l'azienda da mio padre ho introdotto delle tecniche ecocompatibili e piano piano sono arrivato a non adoperare più il chimico e quindi tutto quanto al naturale, perché devo lasciare un'eredità a mia figlia e questo piccolo pezzo di mondo deve restare pulito. Insomma, la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli. Allora vengo da Nicola. Nicola, quali sono le caratteristiche? Per esempio, proprio parliamo di questa azienda. Perché ha ricevuto questo riconoscimento di Biodiversity Friendly? Perché ha rispettato una serie di normative presenti in una checklist, ma soprattutto basta guardarsi intorno. C'è una frammentarietà degli ambienti, non sono molto grandi. Ci sono dei fossi bellissimi inerbiti, pensate, lì in fondo c'è una pianta che si chiama Groenlandia densa e sono uno dei pochi siti che è stata riconosciuta. E quindi ci sono tutta una serie di nicchie ecologiche rispettate in cui si convive con l'ambiente. Ho visto anche, arrivando proprio, un muretto. Anche quel muretto mi pareva di aver capito fosse inserito all'interno di queste caratteristiche per favorire la biodiversità. L'ha fatto apposta, anzi l'abbiamo strutturato insieme, diventerà un hotel e per macroinvertebrati ed insetti, per l'inverno, per aiutarli a superare l'inverno. E invece questa casa che vediamo qui di fronte, anche questa in qualche modo si inserisce in questo progetto? Basta saper guardare, se guardate tutto intorno quella casa spicca da sola e diventa un'isola biogeografica piena di rifugi, di pertugi e di opportunità di rifugio durante tutto l'anno. Direttore Arrigoni, ma il consumatore è sensibile a questo tema della biodiversità? Diciamo che è sensibile al tema dell'ambiente, cioè vorrebbe che i prodotti che consuma provenghino da ambienti di qualità, ambienti sani, e noi cerchiamo di trasmettere questo messaggio, questo valore al prodotto che dopo arriva sulla tavola dei consumatori. Questa è insalata, però direttore non ricordo quale varietà, lei mi sa aiutare? La prima che vediamo qua è della lattuga romana, poi abbiamo della lattuga gentilimine, mentre da questa parte qua abbiamo della lattuga trocadero o lattuga cappuccio detta. Sia la lattuga cappuccio che la lattuga gentiline è sotto legge dell'IGP. Ma vedo che in questo territorio, oltre all'insalata, si producono molti altri ortaggi. Questa che stagione è? Lusia è la capitale degli orti e soprattutto degli ortaggi a foglia. Qua ci sono soprattutto cicorie che vediamo di là e anche di qua. Abbiamo cavoli cappucci, soprattutto quello allungato, carote in foglia, che è un modo nuovo per mangiare le carote, un modo diverso di mangiare le carote, e poi cavolfiori e via dicendo. Insomma, questi sono gli ortaggi principali della zona di Lusia e che Opo Veneto offre ai propri clienti. Allora, signor Callegaro, come sta andando la stagione? Il tempo vi favorisce? Sì, il tempo ci sta favorendo molto. Oggi abbiamo trovato una giornata di sole meravigliosa. Sì, oggi Siamo stati fortunati. e stamattina c'era freddo anche. Sì, dai, speriamo che il clima ci aiuti e che riusciamo a avere un'ottima annata. Ecco, grazie signor Callegaro. Torno di nuovo da Nicola. Ma dai, raccontaci, io vedo lì in fondo ci sono anche delle arnie, quindi api. Anche questo è un modo per favorire certo, la biodiversità. Ma certo, è tutto un insieme, è una gestione condivisa del territorio.
Le api sono gli impollinatori per eccellenza, non sono gli unici, fanno il 99% del lavoro, ma proprio quelle zone di rifugio che abbiamo visto prima servono per favorire la sopravvivenza di tutti quegli altri impollinatori solitari. E se guardate lì in fondo, dopo, quando ci passiamo, c'è un altro tipo di arnia che si chiama top bar. Che cosa sarebbe? È una nuova vecchia arnia, un nuovo vecchio modo di allevare le api nel rispetto del benessere. È una derivazione delle arnie chiagnote. Addirittura. Abbiamo sicuramente detto una cosa che gli amici da casa non sapevano. Direttore, ma chi va a fare la spesa? Come fa a riconoscere il prodotto di un'azienda certificata biodiversity friendly? C'è il bollino della World Biodiversity Association, ma diciamo che gli ortaggi di Oppo Veneto sono tutti ortaggi che vengono coltivati con una certa attenzione all'ambiente, ecco, quindi diciamo che si può anche stare abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Non siamo gli unici, in Italia ci sono molte aree dove c'è una particolare attenzione all'ambiente. Chiudiamo con il signor Callegaro, insomma, lei rifarebbe tutto nella sua azienda come ha fatto? Certamente sì, Convinto fino alla fine, quindi convintissimo. diamo questo messaggio, rispettiamo l'ambiente, è la prima cosa. Rispettiamo l'ambiente, rispettiamo la natura, rispettiamo anche gli insetti e vedremo che saremo assolutamente contenti. Grazie signor Callegaro, grazie ai miei ospiti qui da Lusia, dalla provincia di Rovigo è tutto. Adesso la linea va ad Andrea Marcato che ci parla della crisi del settore della carne da Limena.